Il Palio è una rassegna di spettacoli studenteschi che esiste da 50 anni. È iniziata per un'idea di Giuseppe Bevilacqua, che ha proposto questa cosa. Non è proprio così, è un po' una leggenda. Io non reclamo nessuna paternità perché sarebbe assolutamente ingiusto, eccetera. Ho il sentimento così di un piacere di essere stato in questa fase iniziale, che è stata così generativa. Come generativo deve essere il teatro. Non c'era molto teatro nella città di Udine. A Udine non c'era un teatro. A un certo punto, credo nel 71, sia stato completato e inaugurato il Teatro delle Mostre. A quel punto lì si poteva effettuare la stagione teatrale e Castiglione, che ne era il gestore, ha immaginato di dare una possibilità ai giovani. Avevo conosciuto Castiglione, Rodolfo Castiglione, e così è nato così, parlando, e dice però sarebbe bello che noi ragazzi potessimo sperimentare un teatro dove le persone recitano, attori veri, eccetera. E lì nacque il primo Palio studentesco. Lo stimolo è partito dagli studenti stessi. Alcuni studenti delle scuole superiori hanno manifestato il desiderio di fare teatro. Questo incontro, che se vuoi porta già con sé un dato caratteristico del Palio, e cioè l'ascolto, il grande ascolto che le istituzioni hanno sempre avuto nei confronti delle istanze degli studenti. Perché il Teatro Club è un'istituzione così che nella mia vita ha avuto un'importanza molto forte. Il Teatro Club organizza il Palio, nel senso che mette a disposizione lo spazio. Allora Castiglione era il direttore artistico di Teatro Club e Nigris era il presidente. Due grandissimi appassionati di teatro che si sono incontrati per caso e hanno dato vita a un'avventura straordinaria. Diciamo che loro si sono incontrati su questa biografia che ciascuno aveva di un vissuto particolare legato proprio alla resistenza. Rodolfo Castiglione ha perso un fratello in un campo di concentramento, Ciro è stato ex capo partigiano e quindi su questa l'eredità dei valori della resistenza sono stati consegnati poi anche al teatro, al fare teatro, al senso politico del teatro e al Palio studentesco. Cioè il teatro non è mai, nel lavoro di Rodolfo e Ciro, non è mai stato un semplice divertimento, un modo per passare il tempo. Conteneva sempre una riflessione sui tempi presenti. Castiglione è stato il mio primo maestro, perché conosceva il mondo, anche per il lavoro che faceva, per il suo modo di... Lui conosceva il mondo e quindi conosceva il teatro attraverso il mondo, attraverso la sua conoscenza del mondo. Forse non potevano sapere Nigris e Castiglione che, dando questa occasione ai gruppi giovanili di fare teatro, questi ragazzi sarebbero cresciuti, sarebbero diventati presidenti onorari o presidenti effettivi del Teatro Club. Non credo che abbiano pensato di fare qualcosa che durasse nel tempo. No, non credo. Infatti, se tu vedi la prima locandina, la locandina del primo Palio teatrale studentesco, non dice primo Palio teatrale studentesco, dice Palio teatrale studentesco, come se dovesse accadere una volta sola. Castiglione ha detto: vuoi mai che finisca qui, diciamo. Allora dici, facciamone un secondo. E poi i traguardi si sono susseguiti in maniera pazzesca, inarrestabile, anno dopo anno, ma ogni traguardo era sorprendente. 30, 35, 40, 45 e oggi 50. Sono traguardi che, voglio dire, 20 anni fa non ti ponevi neanche come ipotesi di arrivare a 50, però intanto il Palio va avanti e questo è straordinario. Tutta la generosa offerta, no, garantita alla cittadinanza da parte di Nigris e di Castiglione continua a vivere in questa esperienza straordinaria che è il Palio e che è la più longeva delle esperienze del genere in tutta la nazione, in tutta l'Italia.
Ciao.